Buongiorno e ben ritrovati con Focus TG. Buon sabato a tutti voi. C'è la cronaca in primo piano dal Friuli Venezia Giulia, perché dobbiamo tornare a parlare dell'omicidio, della tragedia, del fatto di sangue avvenuto nel pomeriggio di ieri a Porcia, nel Pordenonese, con il 59enne ucciso dal genero, l'ex marito della figlia, con il quale si stava separando dopo una lite degenerata in pochi istanti, una violenta lite che ha visto la donna barricarsi in una stanza, il papà che difende la figlia e viene ucciso. Una tragedia di cui parleremo anche più tardi, collegandoci in diretta con il nostro Federico Daros, che è tornato ovviamente a Porcia, ma intanto vediamo i fatti. Il suocero, questo signore, è morto e il genero è in ospedale a Udine. In questo momento si parla di coma. Una lite familiare degenera fino a trasformarsi in tragedia. Sangue, paura e urla in un'abitazione di Via del Zuccolo a Porcia, dove nel pomeriggio di venerdì si è consumato un dramma che ha sconvolto l'intera comunità. La vittima è Marius Adrian Dorobantu, 59enne, di origine rumena. A colpirlo è stato l'ex marito della figlia, Fabrizio Barberini, 49enne, originario di Latina e residente da tempo in città. Tutto inizia attorno alle 15:30, quando l'uomo si presenta a casa dell'ex moglie. I due erano separati da tempo, ma mancavano ancora gli ultimi passaggi formali per il divorzio. Tra loro scoppia un violento litigio. La tensione sale rapidamente. Secondo quanto raccolto sul posto, l'uomo avrebbe colpito la donna anche con una bottiglia al capo. Ferita e terrorizzata, la 39enne si rifugia in bagno insieme ai figli minorenni, barricandosi all'interno e chiamando il 112 per chiedere aiuto. Subito dopo lancia l'allarme anche al padre. A quel punto la situazione precipita. I genitori della donna arrivano nell'abitazione e il padre interviene per difendere la figlia. Ne nasce una colluttazione violenta, una parapiglia che si sposta anche all'esterno della casa. Quando sul posto arrivano gli agenti della Polizia di Stato, la scena è drammatica. 2 uomini a terra, a pochi metri di distanza, l'uno dall'altro. Marius Dorobantu è già in arresto cardiaco. I poliziotti tentano di rianimarlo con il defibrillatore. I sanitari, giunti poco dopo, proseguono le manovre di soccorso, ma purtroppo non possono fare altro che constatarne il decesso. Fabrizio Barberini, invece, è ancora cosciente. Viene stabilizzato, intubato e trasportato in elicottero all'ospedale di Udine, dove si trova ricoverato in terapia intensiva. In ospedale finiscono anche l'ex moglie e la madre della donna, entrambe con lesioni. Della famiglia non era almeno seguita dai servizi sociali, non sappiamo niente, dispiace per i familiari e soprattutto perché ci sono dei bambini. Nel frattempo la scientifica lavora per ore fino a tarda serata per ricostruire con precisione quanto accaduto. Rilievi metrici e fotografici vengono eseguiti sia all'interno che all'esterno dell'abitazione. Restano ancora diversi punti da chiarire, non è certa al momento l'arma del delitto. C'è una pietra, ma adesso vediamo, insomma, si tratta di vedere se effettivamente quella, se è stato utilizzato qualcos'altro. Sono tutte cose che andranno verificate. È stata trovata una bottiglia frantumata, ma ripeto, sono tutte cose che vedremo poi. Il movente sembra legato alla separazione e tensioni familiari mai sopite. Una vicenda che lascia sotto shock Porcia, scossa da un fatto di sangue maturato tra le mura di casa. Non sono cose belle, resto a bocca aperta, non ho parole. Torneremo, dicevamo, fra poco a Porcia con Federico De Ros per gli ultimi aggiornamenti su quanto accaduto, sull'arma del delitto e poi su tutte le, ovviamente, gli accertamenti anche sul movente. Si diceva c'era una separazione già in atto, probabilmente anche un divorzio, la notizia o l'eventuale spettro di un divorzio che potrebbe aver alimentato ulteriore tensione. Questo quanto accaduto a Porcia, mentre nel Veronese, a Casaleone, c'è stato un assalto di malviventi, di banditi che hanno aggredito degli operai in un'azienda agricola, ma all'arrivo dei carabinieri tentano di fuggire tra i campi ma vengono arrestati.
L'assalto si è consumato alle 3 di notte a Casa Leone in un'azienda agricola. In quel momento nella proprietà ci sono degli operai di nazionalità indiana. Il comando, formato da 5 persone con il volto travisato da passamontagna, fa irruzione con 2 furgoni cassonati forzando il cancello d'ingresso e si dirige verso i capannoni dove ci sono i prodotti di canapa indiana già confezionati e pronti per essere spediti ad attività commerciali. Ad interrompere l'azione criminosa gli operai che scoprono i rapinatori mentre stanno mettendo a segno il colpo. All'improvviso uno degli operai viene colpito al volto con dello spray urticante, mentre i malviventi continuano a prelevare e caricare sui furgoni gli scatoloni contenenti la canapa per un peso complessivo di circa 3 quintali. Sono attimi di terrore per i lavoratori. Uno di loro riesce a comporre il 112 ed allertare i carabinieri. Sul posto in poco tempo si precipitano diverse auto dei militari dell'Arma. La zona viene circondata. Un rapinatore è fermato, gli altri fuggono tra i campi, ma per poco, perché i carabinieri, dopo una capillare ricerca nelle campagne limitrofe, riescono a rintracciare e fermare gli altri complici. Si tratta di un 61enne, un 29enne, un 30enne, un 34enne e un 24enne, tutti già noti alle forze dell'ordine e residenti nella provincia di Trento. Trovati dai carabinieri anche numerosi arnesi da scasso, passamontagna, spray urticante e diversi apparecchi elettronici. Tutto materiale posto sotto sequestro. Poco lontano viene trovata un'autovettura di grossa cilindrata che la banda avrebbe utilizzato per la fuga. I 5 arrestati sono stati condotti presso l'istituto penitenziario di Verona Montorio, dove in queste ore il giudice del Tribunale Scaligero ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare della detenzione in carcere. A Padova ieri sera tensione per 2 manifestazioni in contemporanea, evidentemente contrapposte, da un lato Casa Pound, dall'altra i centri sociali. Momenti di alta tensione nel cuore della città, il cordone di polizia per rendere abissale una distanza fisica di pochi metri tra Piazza Cavour e Piazza Garibaldi, un gruppetto di attivisti di Casa Pound per il sit-in sulla reimmigrazione, dall'altro lato, nelle piazze affollate del venerdì sera, il corteo dei centri sociali, Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e ANPI contro quella che viene definita la nuova campagna razzista dell'estrema destra. Siamo qui ancora una volta a contrastare una visione fascista e razzista del mondo e della nostra città, una visione crudele. Il corteo ha attraversato la città, passando per Corso Milano. Il presidio massiccio delle forze dell'ordine ha impedito ogni contatto tra i 2 gruppi, ma per tutta la serata Padova è stata una città blindata. In piazzetta Pedrocchi il momento più difficile. Un gruppo di cittadini ha intonato Bella Ciao nonostante gli insulti dei militanti di estrema destra di Casa Pound. L'intervento immediato della Digos e del reparto mobile ha contenuto il gruppo di estrema destra verso Piazza Garibaldi, impedendo così gli scontri. La cronaca, torniamo a parlare di giovani e giovanissimi protagonisti purtroppo della cronaca. 4 denunciati per una cruenta rapina avvenuta in un parco di Bassano. La vittima, un altro giovane che viene attirato con l'inganno in un parco, viene aggredito, picchiato e rapinato, e in più i 4 responsabili filmano tutto con il cellulare. Uno di loro era già stato arrestato per un simile episodio. Ci racconta tutto Vanessa Banzato. Ci troviamo all'interno del parco Gino Pistorello, siamo in quartiere San Vito a Bassano del Grappa, teatro di una cruenta rapina ai danni di un 29enne del Bellunese. L'uomo è stato attirato da 4 giovani, tutti di età compresa tra i 18 e i 23 anni, 2 di loro residenti a Mussolente e 2 invece residenti nel Bellunese, con la scusa di un incontro online che era stato appunto organizzato con una fantomatica giovane. Fatto
sta che quando il 29enne è arrivato all'interno del parco è stato accerchiato dai 4 che l'hanno colpito con una violenza inaudita, l'hanno preso a calci, preso a pugni, l'hanno derubato e gli hanno provocato lesioni molto molto gravi, tanto che appunto ha dovuto ricorrere alle cure dell'ospedale. Lo hanno anche minacciato se avesse raccontato, se avesse denunciato la cosa. I carabinieri sono riusciti a risalire alla cruenta rapina visionando il telefono cellulare di uno dei 4 giovani che nel frattempo era stato arrestato per un episodio simile, ma avvenuto sempre all'interno del parco Pistorello qua a Bassano, e in quell'occasione il giovane di Mussolente aveva agito assieme alla sorella, avevano attirato un uomo sempre con la scusa di incontri online, solo che quando l'individuo in quell'occasione era arrivato era stato anche allora pestato e rapinato. Dopo l'arresto, dicevamo, i carabinieri hanno visionato il telefonini del giovane e della sorella e hanno ritrovato il video della cruenta rapina ai danni del 29enne bellunese. È stato allora che sono partite le indagini in maniera serrata, sono partite tutte le perquisizioni personali domiciliari nei confronti degli altri 3 soggetti e hanno appurato che erano stati tutti quanti coinvolti nel terribile episodio che era avvenuto appunto la notte tra il 18 e il 19 dicembre del 2025. Tra l'altro uno di loro è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per un altro dei giovani è scattata anche la denuncia per detenzione di droga ai fini di spaccio. Ovviamente le indagini non si fermano perché i 4 potrebbero essere stati autori anche di altri simili episodi. Allora, questo è quanto è accaduto a Bassano. Parliamo appunto di giovani difficili, giovani che hanno a che fare con la violenza, con la droga e che sono protagonisti di questi episodi. Abbiamo detto tante volte che bisogna cercare con la prevenzione di recuperare questi giovani. C'è un progetto a Vicenza, in quartiere San Giuseppe, proprio per il recupero di questi giovani e giovanissimi difficili, però è il luogo che non sta bene a dei gruppi di genitori e di genitori, perché il luogo sarebbe all'interno, il progetto sarebbe all'interno di una scuola primaria. Allora Daniele Garbini è con queste persone che sono in rivolta per questa scelta. Daniele, buongiorno. Sì, Nicola, buongiorno a te ai telespettatori. Siamo nel quartiere San Giuseppe a Vicenza, proprio alle mie spalle è la scuola primaria Giovanni XXIII. Fino a poco fa c'erano almeno un centinaio di genitori mobilitati con i ragazzi proprio qui per testimoniare la loro preoccupazione di questo progetto di cui è intenzionato il Comune per, come dicevi, recuperare i ragazzi disagio per l'abbandono scolastico e altri aspetti. La scuola è una scuola primaria che ospitava questi ragazzini. Il fatto è che il Comune ha improvvisamente, senza consultarsi con le forze politiche, tra l'altro sono qui presenti i Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale, avrebbe deciso di spendere, il cantiere partirà a breve, per ristrutturare l'edificio alle mie spalle e ospitare questi corsi. Il problema è che nessuno pare fosse informato, i genitori come il signor Mohamed ha saputo all'ultimo di questa iniziativa. Voi siete contrari perché? Allora, buongiorno, intanto non per il bellissimo progetto in sé, ma il modo in cui siamo stati informati, siamo stati chiamati in una riunione, abbiamo deciso di farlo in questa posizione qua, dopo aver chiuso le iscrizioni. Vabbè, il progetto, ripeto, è bellissimo, però non qua. Un bambino di 6-7 anni ha diritto di stare con un bambino di 6-7 anni, non di 16-17 anni, questo che è stato comunicato. Poi il modo, le tempistiche. Io lavoro in un'impresa edile, mai visto lavori in una scuola mentre i bambini vanno a scuola. Cioè loro dicono che durante l'anno ci saranno anche lavori. Poi la scuola sarà divisa, i spazi che sono piccoli. La nostra è una piccolissima scuola, sì, però l'anno prossimo raddoppieranno i classi, ma la cosa più preoccupante è questa zona classificata rossa, è proprio il posto adatto? Perfetto, e su questo infatti il gruppo invece in Consiglio Comunale Fratelli d'Italia è preoccupato proprio per queste modalità che ci spiegava. Cosa avete fatto voi? No, adesso riteniamo opportuno portare l'argomento in Consiglio Comunale e chiedere ai cittadini, che oggi erano numerosi, di essere presenti al fine di sentire le risposte degli assessori Selmo e Tosetto, perché l'assessore Selmo non si è mai esposto, non è mai stato presente neanche alle riunioni e non ha difeso la scuola
gli insegnanti, i genitori e i bambini. Questo è un fatto grave perché lui è amministratore e il suo ruolo è quello di difendere tutti quanti. Ma oltre a questo è importante capire perché altre sedi che erano state dedicate, in primis la centrale del latte, che noi riteniamo la sede più opportuna per come è strutturata la sede stessa, accanto c'è anche l'ufficio dell'USL dal punto di vista sanitario, non capiamo perché sono state escluse da questo ragionamento e portato invece questa attenzione in un quartiere, come l'ha appena detto il signore prima, un quartiere rosso. Qui c'è una fase di degrado importante, spacciano fino a oggi stesso, in fondo qua c'è appena arrivata una volante a prendere due persone che spacciavano e qui di notte dormono, si drogano e quindi è un problema costante. Ecco, grazie. Intanto allora, per chiudere l'intervento proprio da Vicenza, ecco, tiriamo le fila, cosa chiedete, soprattutto quali sono i prossimi passi di Colonna Clerio? In primis abbiamo voluto dare voce a quei genitori, a quei residenti e agli insegnanti che sono preoccupati per essersi visti calare dall'alto un progetto così delicato e così impattante nei confronti di un ambiente scolastico dove c'è, ripeto, una scuola primaria. Secondo noi non è il luogo adatto per mischiare le cose. Ovviamente il progetto è bellissimo, comunque come ha detto il cittadino prima è un progetto che noi aiutare i ragazzi ci mancherebbe altro, ben venga, ma ci sono modalità e modi per comunicare sia alla scuola che al quartiere. Abbiamo voluto lanciare una raccolta firme proprio per chiedere all'amministrazione comunale di individuare un altro spazio e non questo. Chiederemo un dibattito in consiglio comunale dove, ripeto, assessori e sindaco dovranno dare risposte a quei genitori, a quei residenti e al territorio che ad oggi si è visto solo calare dall'alto un progetto come questo. Grazie, allora grazie a voi, grazie ai consiglieri. Da Vicenza è tutto, Nicola, a voi la linea. Grazie a Daniele Garbin. Torneremo fra poco a parlare sempre di giovani problematici perché c'è stata l'ennesima rissa nel cuore di Treviso, in zona rossa a Treviso, ma ci collegheremo dopo con Lina Paroneto. Adesso è il tempo di tornare a Padova per che la nostra Valentina Visentini con Cristian Rocche Allende ha seguito l'addio della città a Gianluca Benedetti, uno dei 4, il sub padovano morto nella strage dei 5 sub delle Maldive. Allora Valentina. Sì, buongiorno, si sono conclusi da poco nella chiesa del Cristo Re del quartiere Sant'Osvaldo di Padova i funerali di Gianluca Benedetti, il 44enne istruttore di sub e capobarca morto nell'immersione scientifica nella Tolovavu alle Maldive. Tutta la comunità, il quartiere che conosceva Gianluca dalla gioventù passata qui in queste strade, è stato accanto a mamma Paola che ha accompagnato fino all'ultimo il feretro, una bara chiara ricoperta di rose bianche. Tanta commozione e un'intera comunità che ha dovuto fronteggiare il dolore, la perdita di questo ragazzo molto conosciuto che aveva abbandonato il suo lavoro in banca per seguire la sua passione, quella per il mare, per le immersioni, trovando la sua strada e la sua carriera alle Maldive. E proprio la passione per il mare è stata al centro dell'omelia di Don Gianluca, che ha dovuto però anche raccontare come la natura possa portare dolore, perché è stata causa della morte di Gianluca. Il ricordo poi di Gianluca da parte dell'ex allenatore Marco Ilotti, che ha parlato a nome dei tanti amici ricordando i valori che aveva Gianluca, il coraggio e la lealtà trasmessi dalla famiglia, ma soprattutto la lealtà di non lasciare mai nessuno per ultimo. Sapeva cos'era il gioco di squadra e voleva vincere per la squadra, non per se stesso, perché il rispetto che aveva degli altri nasceva in primo luogo per il rispetto che aveva per se stesso, non lasciava mai indietro nessuno. E questo è un passaggio stato un passaggio davvero toccante, perché un po' se ricostruiamo con la cronaca quanto è accaduto il 14 maggio alle Maldive, forse Gianluca è morto proprio perché stava tornando indietro, cercando di portare e di far strada agli altri 4 componenti della spedizione. Infatti il suo corpo è stato trovato nella prima grotta
mentre i suoi compagni di sventura solo nel fondale, nel tunnel che collega la prima e la seconda grotta. Quindi molto probabilmente Gianluca si è attardato per poter cercare la strada e poter poi tentare di tornare tutti insieme in superficie. Ma ovviamente quanto è accaduto alle Maldive lo sta ricostruendo una indagine della Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, e sarà cruciale sapere poi cosa emergerà dalle autopsie sui corpi dei 5 sub che sono stati eseguiti negli scorsi giorni a Milano, dove le salme erano arrivate dopo il volo dalle Maldive. Ma oggi è stato il giorno del dolore e della commozione, una funerale in forma privata perché mamma Paola ha chiesto che le telecamere non entrassero in chiesa, e insomma il dolore poi per la perdita di questo figlio, 44 anni, il suo unico figlio che ha abbracciato fino alla fine in questa giornata di grande commozione. Da Padova è tutto, la linea può tornare allo studio. Valentina Visentin, la circolazione sulla linea ferroviaria del Brennero è attualmente fortemente rallentata tra Peri e Dolcè. Siamo nel Veronese per danneggiamenti dell'infrastruttura. All'alba è divampato un rogo, secondo Trenitalia un atto doloso, che ha incendiato una centralina della linea ferroviaria nei pressi della stazione di Domegliara, a pochi chilometri a nord di Verona. Ripercussioni sul traffico ferroviario sono molto pesanti e sono disagi sulla linea del Brennero che cadono proprio in concomitanza con il blocco stradale del valico italo-austriaco per la manifestazione ambientalista. Ne abbiamo parlato in questi giorni. Le autorità avevano proprio invitato in queste ore a evitare viaggi in macchina e utilizzare i mezzi pubblici, e arriva questo atto doloso sulla linea ferroviaria. Quindi ci sono ritardi, numerosi ritardi e pesanti disagi al traffico sulla linea ferroviaria del Brennero. E dicevamo proprio nel giorno del temuto bollino nero. Allora Omar Costantini ha sentito questa mattina i vertici di Autostrade Alto Adriatico per capire la situazione. Sentiamo. Innanzitutto partiamo con un trend che al momento, mentre stiamo andando in onda col servizio, non c'è l'effetto Brennero per quanto riguarda la tratta di vostri. Allora c'è un problema con l'audio, vediamo di ripristinare la situazione a breve, perché c'è un problema evidente con l'audio di questa intervista. Non so se siamo allora, restando in Friuli Venezia Giulia, siamo pronti per Porcia, sì lo vedo. Allora Federico De Rosso, abbiamo visto in apertura il tuo servizio su quanto accaduto ieri, ci sono aggiornamenti, immagino che tu sia, lo vedo proprio di fronte alla casa dell'omicidio. Sì Nicola, buongiorno e ben ritrovati. Siamo in via del Zuccolo a Porcia, proprio all'esterno dell'abitazione dove si è consumato questo terribile omicidio. Come potete vedere dalle immagini, abitazione posta sotto sequestro dagli inquirenti. Vi diamo subito anche degli aggiornamenti proprio di pochi minuti fa, perché il killer, il 49enne originario di Latina e residente da tempo proprio in città, Fabrizio Barberini, sta meglio, e avevamo sentito prima il procuratore Pietro Montrone della Repubblica di Pordenone che ci aveva parlato di un coma. Adesso è già stato dimesso e proprio in questi minuti lo stanno accompagnando in carcere. Infatti tra pochissimo al Tribunale di Pordenone si attenderà anche l'esecuzione della custodia cautelare e molto probabilmente sarà in carcere. Proprio vi facciamo vedere qui sul posto anche delle tracce di sangue all'esterno proprio dell'altra abitazione che confina con quella dove si è consumata questa terribile scena del crimine. Tracce di sangue ben evidenti, anche perché avevamo sentito proprio il procuratore che parlava di due possibili armi del delitto, ovvero una pietra che era stata ritrovata e una bottiglia con numerosi cocci, quindi tanti anche i pezzi di vetro che sono stati ritrovati. Inoltre è spuntata anche una telefonata avvenuta proprio nel pomeriggio di ieri intorno alle 15:30, quando la donna 39enne con i propri figli si era chiusa e barricata in bagno con una ferita alla testa, perché lo ricordiamo sarebbe stata anche picchiata dallo stesso Barberini. Tutto questo in uno scenario ancora più crudele, perché la donna era con i propri bambini di 8 e 5 anni e gli stessi bambini poi si sono ritrovati
esanime, proprio dove vi abbiamo fatto vedere le tracce di sangue, il nonno morto. Immagini che rimarranno davvero impresse nella memoria della stessa donna che ha perso il papà e degli stessi figli che hanno visto perdere il nonno. Proprio quando era chiusa in camera ha chiamato l'avvocato difensore Laura Presot, perché lo abbiamo raccontato, erano in una fase di separazione e i problemi erano legati proprio a questo appartamento, questa villa che vedete dalle immagini. Di fatto era di proprietà, è tuttora di proprietà dell'aggressore e del killer, e quindi c'erano dei problemi proprio di spartizione di questo appartamento, tant'è che aveva un appuntamento con l'avvocato alle 16, appuntamento che per ovvi motivi è stato disdetto con una chiamata alle 15:30 e poi un'ulteriore chiamata in tarda serata da parte della donna 39enne che ha raccontato all'avvocato che purtroppo gli avevano ucciso il papà. Il movente sembra chiaro, un movente legato alla separazione. Era apparso poi un ulteriore dettaglio davvero in chiusura dello stesso Fabrizio Barberini, che avrebbe riportato durante il trasporto in elicottero all'ospedale di Udine le parole agli operatori sanitari dicendo: ho agito per legittima difesa. Quindi diciamo che si sta ancora cercando di indagare che cosa abbia scaturito e scatenato tutta questa rabbia che poi ha portato all'uccisione proprio del 59enne di origine romena. Seguiranno sicuramente ulteriori aggiornamenti questa sera. Per il momento da Porcia è tutto. A te in studio. Grazie Federico De Ros. Quindi dice l'uomo che ha ucciso il 59enne, il genero, ho agito per difendermi. Ovviamente adesso inizia anche l'indagine e l'accertamento della dinamica. Abbiamo parlato prima, lo dicevamo, della rapina nel parco di Bassano, giovani problematici che sono ormai una costante in centro a Treviso, l'ennesima rissa in zona rossa. Ce la racconta Lina Paronetto. Buongiorno Lina. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sì, siamo proprio all'altezza del punto in cui c'è stata l'ennesima scazzottata in strada ieri violenta. C'è stato l'intervento immediato di Guardia di Finanza per primi e poi in supporto Carabinieri e Questura di Treviso. Guardia di Finanza che ha inviato le carte, i documenti dei rilievi, dei verbali di ieri sera all'autorità giudiziaria, a cui spetteranno naturalmente poi i provvedimenti del caso. Scatteranno senza dubbio delle denunce, questo lo possiamo dire, perché appunto c'è stato un atteggiamento estremamente aggressivo, violento, e ci sono state naturalmente botte eccetera, per cui l'ennesimo episodio. Non più tardi di 2 giorni fa abbiamo documentato quello che è capitato in via Roma, anche lì doppia scazzottata tra Ponte San Martino e il ponte davanti, per capirsi, al bar Venezia. Siamo qui e li ringrazio perché c'è anche un certo caldo, temperature piuttosto alte anche in questo fine settimana, con Caterina Dozzo della lista Denardi e il capogruppo di Fratelli d'Italia Guido Bertolazzi. Buongiorno e grazie a entrambi, per capire anche qual è il punto di vista su questa zona rossa che tra meno di una decina di giorni, una settimana, scadrà. L'anno scorso era stata sospesa questo provvedimento, questi controlli straordinari disposti dal prefetto per l'estate, meno giro, scuole chiuse, quella era stata la valutazione. Quest'anno senza dubbio sindaco e prefetto si confronteranno nuovamente su questo punto per capire cosa fare. Allora comincerei da Caterina per capire qual è il punto di vista anche delle opposizioni in Consiglio Comunale a Palazzo dei 300. L'atteggiamento è sempre stato quello di dire non si può blindare tutta la città. Certo che questi episodi, Caterina, continuano. Certo, intanto grazie mille, buongiorno a tutte e a tutti. Questi episodi continuano, allora io credo che rispetto alla zona rossa dobbiamo iniziare facendoci una domanda, facendo un passetto indietro. Quante persone effettivamente, oggettivamente, quante cittadine e cittadini di Treviso dopo l'istituzione della zona rossa hanno iniziato a sentirsi più sicuri e sicure di poter vivere la città? Se non partiamo da questo ragionamento continueremo a prendere delle scelte che sono magari quelle del rinnovo di una zona rossa, dell'implementazione della zona rossa in altre zone della città, che però non vanno davvero nella direzione della sicurezza come la intendiamo noi e come crediamo che Treviso meriti di essere sicura. Ecco, quindi una città viva in cui non ci sono i locali che continuano a chiudere ma continuano invece a proporre nuove iniziative, a stare aperti più a lungo. Ci sono iniziative soprattutto promosse dalle associazioni territoriali in grado di aggregare, in grado di portarsi anche
poi nelle rispettive sedi, nelle rispettive attività, ragazzi e ragazze che altrimenti stanno in città senza una vera e propria visione delle opportunità che ci sono per loro. Abbiamo bisogno di un altro tipo di prospettiva, un altro tipo di strategia, perché l'abbiamo visto, lo stiamo dicendo, ci ritroviamo qui ogni 2 giorni a leggere sui giornali o a confrontarci su risse, su episodi di violenza che appunto non sono stati risolti dalla creazione della zona rossa. Quindi oggettivamente, lo chiedo anche poi al capogruppo Bertolazzi, quanti di noi si sentono più sicuri nell'andare in giro se vedono una pattuglia, se vedono carabinieri, polizia, finanza, se sanno che appunto siamo in una zona rossa? Ecco, fin qui piuttosto deciso il commento di Caterina. Guido Bertolazzi. Allora, zona rossa che inizialmente aveva visto qualche dubbio da parte del sindaco, poi invece si è fatto convinto che era un provvedimento che effettivamente aveva dato dei buoni risultati, abbiamo visto anche dei buoni numeri, tra non molto il provvedimento scadrà. Quale può essere il vostro punto di vista? Cercare di confermarlo? C'è di contro, noi abbiamo sentito qualche voce dei commercianti che dicono attenzione che poi non si dia l'impressione di una città che si blinda e non è il caso. Ma a parte che sono certissimo che il sindaco e il prefetto prenderanno la decisione opportuna analizzando i fatti, decisione che comunque poi alla fine, ripeto, spetta sempre al prefetto. Quanto all'utilità della zona rossa, io penso che è uno degli strumenti, dei pochissimi strumenti che un'amministrazione comunale ha a disposizione, perché se devo fare un'analisi su quello che sta succedendo a Treviso e non solo, e su quello che sta facendo l'amministrazione, direi che più di questo l'amministrazione non può fare, perché sta utilizzando tutti i mezzi a sua disposizione. Poi c'è anche un'altra cosa da dire, no? Se fosse solo un problema che riguarda Treviso, potrei anche in parte concordare con la consigliera Dozzo. È un problema che purtroppo è a livello nazionale e Treviso non è neanche tra le realtà peggiori, almeno da quello che appare dalle statistiche. Basta vedere cosa è successo a Milano l'altro giorno e allora bisogna dire le cose come stanno. C'è un degrado verso la violenza che riguarda, guarda caso, soprattutto cittadini stranieri o comunque italiani di seconda generazione. A Milano sono le bande dei latinos, qua sono i Maranza, questa è la realtà e non è un fenomeno che sta nascendo adesso, anzi sono le prime conseguenze di una politica immigratoria folle che abbiamo vissuto negli anni di governo di centrosinistra. Dopodiché anche questo governo fa i decreti sicurezza, cerca di farli meglio che può, certamente con non pochi ostacoli, perché la stessa sinistra che magari localmente si lamenta per la mancanza di sicurezza, poi a livello nazionale vediamo che si ostacola in ogni modo le misure che si vogliono adottare. Cosa serve? Fare? Serve certezza della pena, sicuramente, motivi aggreganti utilissimi, come diceva la consigliera Dozzo, però mi pare che a Treviso ci siano, perché eventi ne inventiamo di tutti i colori, ma non è facendo un evento che elimino la criminalità micro-macro che sia. La criminalità la elimino dando sì la possibilità di vivere la città ai cittadini il più possibile con eventi, da un punto di vista ricreativo è perfetto, e anche da un punto di vista commerciale, turistico, da un punto di vista della sicurezza i delinquenti devono andare in galera, perché questo governo ha adottato misure che necessarie, l'assunzione di nuove forze dell'ordine, 37.000 mi pare solo nell'ultimo, non dimentichiamo i tagli che sono stati fatti nei governi da Gentiloni in poi delle forze dell'ordine, scudo a tutela delle forze dell'ordine che possono agire anche di più, hanno inasprito le pene, poi però bisogna che ci sia anche chi le pene le fa scontare, perché la sicurezza dubito si possa risolvere organizzando eventi e tenendo viva la piazza. Sono certamente iniziative utili perché servono a far vivere il territorio e anche a dimostrare che i cittadini lo vogliono vivere. Risolvere il problema sicurezza bisogna che questo sia abbinato anche alla certezza della pena
e tutti i cittadini penso vedono anche come questo governo stia facendo il massimo possibile, ma sempre molto ostacolato in tutto quello che riguarda le decisioni in termini di sicurezza, perché da una parte la sinistra la chiede e dall'altra ostacola quando si fanno delle misure. Ecco, la magistratura insomma nel mirino del suo ragionamento. Caterina, un ultimo commento anche da parte sua. Allora, rinnovare sì o no la zona rossa e cosa bisognerebbe fare? Non rinnovare la zona rossa, attivare invece un processo di ascolto con le persone si attiva ogni giorno nella nostra città, quindi tutto il terzo settore a cui noi subappaltiamo l'attività di benessere della città e che invece avrebbero bisogno di un sostegno, di un coordinamento. Non si parla di sostegno economico come se ne è parlato anche negli ultimi giorni rispetto alla società del Condor, si parla di strutture, di supporto, di concertazione che un comune deve fare. Ecco, io così come tante altre persone siamo molto stufe di sentirci dire da chi è al governo della città, della regione, dello Stato che si fa tutto il possibile, che il comune fa tutto quello che può, perché non è vero che, o meglio, si fa tutto quello che può ma secondo delle decisioni, delle scelte politiche ben definite, di investire dei soldi ad esempio nell'adozione dei taser per la polizia locale invece che ad esempio per l'assunzione di operatori di strada, psicologi che possano effettivamente lavorare sulle nostre strade per parlare con chi ha bisogno di essere indirizzato verso altri luoghi, altre opportunità. Anche qui parliamo di forze dell'ordine, ma noi dobbiamo avere rispetto delle forze dell'ordine nella misura in cui non crediamo che loro siano qui per dover risolvere delle situazioni strutturali di marginalità, di disagio, anche di violenza. Le forze dell'ordine sono qui, devono essere qui nel nostro territorio, sempre presenti per garantire e tutelare la sicurezza di tutti, ma se noi vogliamo agire e possiamo farlo come amministrazione dobbiamo farlo prima, ad esempio investendo sempre di più nel progetto giovani che è l'unica voce praticamente delle politiche giovanili del nostro comune e per cui la spesa è rimasta stabile negli anni, quindi anche qui quando parliamo di giovani, i giovani sono la nostra priorità, sono il nostro futuro, a dire il vero sono il nostro presente e noi non stiamo investendo un euro in più come amministrazione. Benissimo, insomma il dibattito qui potrebbe continuare, noi tra poco ci colleghiamo anche. Deve rispondere velocissimo Bertolazzi. Velocissimo, dico che sono d'accordissimo con lei, solo che ho seri dubbi sul fatto che ha bellissimi progetti giovani, queste baby gang partecipano o siano interessate a partecipare e non penso proprio che si possa risolvere il problema della sicurezza e della criminalità con uno psicologo, la trovo una cosa simpatica, sarebbe bello. Ma inutile, insomma, secondo lei. Noi dobbiamo chiudere. Allora, grazie infinite Guido Bertolazzi, capogruppo di Fratelli d'Italia e Caterina Dozzo della lista Denardi. Noi qui dal centro città con Edoardo Paris restituiamo la linea allo studio. Grazie Alina Paronetto, andiamo velocemente in pubblicità, poi il caso Rabbia a Vittorio Veneto. Persone sottoposte a profilassi, 4.400 cani e 1.000 gatti che dovranno essere vaccinati. Sono pesanti le conseguenze sanitarie del caso di cane malato di rabbia scoperto lo scorso 27 marzo a San Giacomo di Veglia, frazione di Vittorio Veneto. Il cane, un meticcio dal pelo fulvo, era un cucciolo quando ai primi di dicembre è stato portato clandestinamente in Italia da un parente della proprietaria, rientrato da un viaggio turistico in Marocco, paese dove la rabbia è endemica. La malattia ha un'incubazione molto lunga e solo pochi giorni fa la bestiola ha manifestato i sintomi. Alla clinica veterinaria dove la padrona ha portato il cane hanno subito intuito la gravità della situazione. L'animale è stato sottoposto ad eutanasia ed inviato all'Istituto Zooprofilattico delle Venezie per le analisi che hanno confermato i sospetti. Si trattava di rabbia. Subito sono partiti tutte le attività di indagine per quanto concerne sia la parte veterinaria ma soprattutto i rintracci delle persone che erano a contatto con l'animale, in primis il proprietario dell'animale che era stato nel pomeriggio precedente morso dall'animale stesso. La profilassi è scattata per i familiari della proprietaria e per tutti i dipendenti della struttura veterinaria, in tutto 30 persone. Queste persone, nel caso specifico, che sono state individuate come contatti passibili di profilassi, sono state chiamate e saranno sottoposte a vaccinazione e somministrazione di immunoglobuline.
6 cani entrati in contatto con l'animale malato giocando con lui nel parco retrostante il Brolo di San Giacomo sono stati posti in isolamento nel canile sanitario di Ponzano. Vi resteranno per 6 mesi visto il lungo periodo di incubazione della malattia. Vaccinazione obbligatoria anche per tutti i cani e gatti di proprietà e di colonia nel comune di Vittorio Veneto con ordinanza del sindaco. Un'ordinanza che serve a prevenire altri casi di diffusione appunto del virus della rabbia e attraverso appunto l'ordinanza di vaccinazione obbligatoria per tutti coloro che hanno un animale in casa, sia un cane che un gatto. A questo punto dobbiamo solo essere sicuri che non ci siano degli altri cani che magari hanno giocato con quest'animale nei 10 giorni precedenti la diagnosi. Saranno un numero limitato perché appunto già i proprietari sono stati molto collaborativi nel raccontare, nell'identificare altri animali a rischio. Se ci fosse qualche altro cane che è stato in contatto con quest'animale deve essere immediatamente segnalato all'ASL per le misure di protezione della salute pubblica. La rabbia è una malattia virale, quindi è un virus che determina encefalite negli animali che vengono infettati. L'infezione avviene tramite un contatto molto stretto e la via preferenziale è il morso, quindi c'è un animale infetto che manifesta una sintomatologia spesso aggressiva, un'alterazione del comportamento e del carattere dell'animale stesso può essere ad esempio un segnale di infezione in atto, ed elimina il virus tramite la saliva. Mordendo l'animale non infetto lo espone e quindi lo infetta. Provoca encefalite con conseguenze mortali, non si trasmette da uomo a uomo, ma l'essere umano può essere contagiato dall'animale infetto attraverso il morso oppure se viene leccato su pelle non perfettamente integra. La rabbia è una malattia presente in Africa, Medio Oriente, Europa dell'Est, Asia ed è importante che chi viaggia in questi paesi ne sia consapevole. È trasmessa da diversi animali, in particolare dal cane. Per legge in Europa non può essere importato senza un'appropriata identificazione, profilassi vaccinale nello specifico per la malattia, è un periodo di cosiddetta quarantena nel paese di origine proprio che assicura che l'animale non sviluppi sintomi all'arrivo. Normativa che non è stata osservata nel caso di Vittorio Veneto, un caso che ha rappresentato un banco di prova per l'ULSS 2. Abbiamo costituito già dal momento della segnalazione il gruppo di lavoro per affrontare il tema sotto tutti gli aspetti e quindi che riguardavano sia l'aspetto per la parte umana, la parte veterinaria, ma anche per tutta la catena di approvvigionamento dei vaccini. E siamo in linea, abbiamo comunque già, oggi completiamo l'allestimento del canile per l'isolamento dei cani che devono rimanere in osservazione, quindi stiamo procedendo come da procedura per far sì che tutte le azioni organizzative consentano di trattare il caso dal punto di vista umano e veterinario. Così dunque il racconto di ieri di Marta Marangon, vediamo qual è l'aggiornamento delle ultime ore con Lucio Zanatto, Vittorio Veneto, sempre con la sindaca Mirella Bagliana. Buongiorno Lucio. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Allora sindaco, le ultime novità, i cani sono aumentati? Sì, sono leggermente aumentati, sono passati dagli 8 di ieri ai 10 di oggi che sono in osservazione presso il canile sanitario dell'ULSS, però stanno tutti molto bene. E invece per quanto riguarda la proprietaria del cane? La proprietaria del cane sta bene, è sotto profilassi e anche lei risponde bene rispetto appunto al farmaco che è stato dato. Ecco, per quanto riguarda invece l'informazione ai cittadini che hanno o un cane o un gatto, è importante che si rivolgano al proprio veterinario, non all'USL. Esatto, questo è importante sottolinearlo. Allora, i proprietari di cani e gatti che sono all'interno del territorio del comune di Vittorio Veneto hanno l'obbligo di contattare il proprio medico veterinario di fiducia entro 15 giorni, quindi ci sono 2 settimane di tempo, e concordare con lui la vaccinazione, quindi c'è un lasco di tempo per dar seguito a questa ordinanza. Ecco, poi l'altra ordinanza prevede museruola e guinzaglio, cosa che io non ho visto oggi. Sì, purtroppo questo regolamento è in essere da sempre in tutte le città, non solo a Vittorio Veneto. In passeggiata naturalmente il cane dovrebbe portare la museruola e avere un guinzaglio lungo al massimo 1,50 m.
però attualmente appunto la gente non lo fa. Ecco qua richiamiamo il buon senso dei cittadini. Ecco, facciamo vedere il cartello, questo qui è il cartello che Vittorio Veneto sta preparando e che verrà appeso ovunque. Sì, naturalmente abbiamo dato le informazioni sui nostri canali social dove siamo riusciti, e però metteremo appunto questi cartelli per segnalare questa nuova obbligo. Ecco. Va bene, io direi che da Vittorio per il momento è tutto, a te la linea. Grazie a Lucio Zanato, questi ultimi aggiornamenti da Vittorio Veneto per il caso della rabbia. Cambiamo decisamente argomento, andiamo da Marta Zatta con Simone Merlo a Marcon, giornata importante perché ha visto la luce oggi un'importantissima opera di riqualificazione proprio del centro città, nuovo municipio, la piazza, il nuovo teatro. Marta Zatta con il sindaco Matteo Romanello, buongiorno Marta. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, qui è proprio una giornata di festa a Marcon, una giornata di festa, infatti vedete alle nostre spalle ancora i cittadini che festeggiano per questa enorme opera di riqualificazione di Piazza Libertà. Lo vedete dalle immagini di Simone Merlo, il nuovo municipio, il nuovo teatro dedicato a Luciano Pavarotti, ovviamente la Piazza della Libertà. Io sono in compagnia del sindaco, molto emozionato, l'abbiamo visto anche sul palco, insomma una giornata veramente importante per la città. È proprio così, è un progetto ambizioso, partito 2 anni e mezzo fa, i lavori a tempi di record, anche per rispettare quelle che sono le tempistiche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il famoso PNRR, che ci ha permesso di finanziare quest'opera per una complessità di 25 milioni di euro, 12,5 dalla Comunità Europea, quindi un grande traguardo che, come vedete alle mie spalle, ci ha permesso di realizzare la nuova sede municipale e di unificare tutti quelli che erano gli uffici separati all'interno del nostro territorio, la piazza, il vero centro di aggregazione che nella mia cittadina è sempre mancato, e il teatro comunale dedicato alla grande figura di Luciano Pavarotti. Una grande soddisfazione, questo teatro sarà ovviamente il fiore all'occhiello e il centro della cultura marconese, quindi grande soddisfazione davvero. Lei prima, parlando anche sul palco, ha sottolineato anche il coraggio, insomma, di portare avanti un progetto del genere anche a chi magari non ci credeva. È vero, è un progetto che è stato più volte criticato, è un progetto che ha visto un notevole esborso di soldi pubblici, ma allo stesso tempo è un progetto che ci permette di fare un salto di qualità come comunità, di essere davvero punto di riferimento in quello che è il territorio della città metropolitana di Venezia. Quindi come sempre diciamo, le opere importanti, anche strategiche, non sempre vengono apprezzate da tutti. Noi comunque come amministrazione ci siamo sempre posti l'obiettivo di un nuovo centro aggregativo, dopo anche questi contributi dall'Europa hanno fatto la differenza, perché ahimè senza quello difficilmente saremmo riusciti a compiere un'opera di tale portata, di tale grandezza. La soddisfazione, la presenza dei cittadini, il numero importantissimo di presenza di stamattina ci ha reso ovviamente orgogliosi, quindi diciamo che l'obiettivo è raggiunto. C'è qualche progetto sul tavolo del sindaco ora? Allora, a brevissimo andiamo ad aprire l'asilo nido comunale, che è una rivoluzione per questo territorio. Un asilo comunale che anche quello ha visto il finanziamento per 2 milioni di euro dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e quindi a breve insomma l'inaugurazione di quel centro, che è ovviamente una risposta alle famiglie. E io lo ricordo sempre, e mi sento di dirlo anche quest'oggi a voi, Marcon è la città più giovane della provincia di Venezia, con una media d'età di 41 anni, quindi doveroso dare risposta alle famiglie, ai più giovani, a quello che è un territorio che sta costantemente crescendo e sta anche migliorando. Ecco, io ringrazio il sindaco Romanello per essere stati con noi. A Marcon la festa continua, intanto ti ricedo la linea, Nicola. Grazie a Marta Zatta, noi andiamo di nuovo in pubblicità, l'ultima pausa di questo Focus TG. Il caso
caso di Maria Cristina, 77enne residente in provincia di Treviso, riapre il dibattito sul fine vita. La donna da settembre 2025 è affetta da mesotelioma pleurico, una forma tumorale aggressiva del rivestimento polmonare. Di fronte all'irreversibilità della malattia e al progressivo peggioramento delle sue condizioni, Maria Cristina, inizialmente decisa ad andare in Svizzera, lo scorso 25 marzo ha chiesto alla propria azienda sanitaria la verifica delle condizioni per accedere al suicidio medicalmente assistito. Ad oggi, denuncia attraverso l'associazione Luca Coscioni, non è ancora stata sottoposta ad alcuna visita da parte della Commissione. Il 30 aprile Maria Cristina ha inviato una diffida e messa in mora all'ULSS 2 per sollecitare l'attivazione urgente della procedura prima che sia troppo tardi. Il 5 maggio l'ULSS ha risposto che le verifiche sono tuttora in corso, senza fornire tempistiche certe. Se la nostra legge di iniziativa popolare Liberi Subito fosse approvata, si legge in una nota dell'associazione Luca Coscioni, non si perderebbe tempo per costituire di volta in volta la commissione multidisciplinare, perché ne esisterebbe una già costituita in grado di prendere tempestivamente in carico la richiesta del paziente ed effettuare le relative verifiche, come è responsabilità del servizio sanitario della Regione Veneto. Siamo tornati in diretta, questa triste vicenda che riporta ancora una volta in primo piano il tema del fine vita. Restiamo nella Marca, a Maserata, un caso particolare con un matrimonio combinato, delle nozze bloccate dalla polizia locale. Per lo sposo irregolare è scattata l'espulsione. Arrivano in municipio per convolare a nozze dopo aver sottoscritto le pubblicazioni, ma si tratta di un matrimonio combinato con una moglie compiacente, una cittadina italiana di 58 anni originaria della Repubblica Dominicana. A mandare all'aria il piano di un cittadino algerino 44enne irregolare nel nostro territorio, la polizia locale di Maserata. I due parlano lingue differenti, per capirsi utilizzano un interprete, situazione che ha insospettito gli agenti. Nessun fatidico "lo voglio", perché la coppietta viene accompagnata al comando della polizia locale per approfondire la posizione del cittadino algerino. Dopo le formalità di rito rispetto alla sua identificazione, lo straniero è stato accompagnato presso l'ufficio immigrazione della questura di Treviso, dove è stato confermato il suo stato di clandestinità e dopo il decreto di espulsione emesso dal prefetto di Treviso è stato sottoposto al rimpatrio volontario. L'operazione nasce dalla sinergia tra l'ufficio di polizia locale e l'ufficio anagrafe e stato civile del comune di Maserata, grazie allo scambio di informazioni condiviso dopo che il cittadino algerino, accompagnato dall'ipotetica futura moglie, nei primi giorni del mese di maggio si era presentato per chiedere l'elaborazione degli atti necessari a contrarre il matrimonio. L'approfondimento effettuato nei giorni successivi anche con il personale dell'ufficio immigrazione della questura ha portato la polizia locale ad organizzare un appostamento per intercettare la coppia prima che entrasse in municipio per la sottoscrizione delle pubblicazioni di matrimonio. A nozze celebrate, infatti, il cittadino algerino sarebbe di fatto diventato inespellibile. Completamente ubriaco entra nella Basilica del Santo a Padova e si mette a urinare su un muretto all'interno di uno dei chiostri dell'area monumentale. La polizia, allertata dal frate custode dell'area, ha bloccato un 52enne marocchino con numerosi precedenti per rapina, furto, spaccio di droga, percosse, danneggiamenti e ubriachezza molesta. L'uomo si era reso protagonista dello stesso gesto qualche giorno fa, ma si era allontanato in fretta. Stavolta gli agenti lo hanno trovato disteso su una panca, completamente ubriaco. Il questore ha disposto per l'uomo l'avviso orale e il collocamento al CPR di Brindisi. E torniamo a parlare della vittoria di Simone Venturini, il nuovo sindaco di Venezia, l'evento un po' di questi ultimi giorni, e ieri c'è stato il passaggio di consegna ufficiale tra l'ormai ex primo cittadino Luigi Brugnaro e il nuovo sindaco Venturini. Da adesso, tra un minuto, il tribunale hanno appena firmato, Simone è sindaco di Venezia, per cui con grande onore, grande piacere gli affido questa fascia. Il passaggio di fascia tricolore da Luigi Brugnaro a Simone Venturini è l'atto simbolico di un passaggio di consegne che da oggi è anche ufficiale. Dopo meno di 4 giorni dall'inizio dello spoglio delle schede elettorali, il nuovo sindaco di Venezia può cominciare il suo mandato ed entrare a Cafarsetti da primo cittadino. Buongiorno a tutti, buongiorno.
È venuta da casa comunale che bello. Guarda che bel sindaco che avevo, no come quello del prima. Vorrò essere il sindaco di tutti, di chi mi ha votato e di chi non mi ha votato, appunto perché l'idea del servizio prevede questo, e soprattutto vi garantisco l'impegno a tener fede alle aspettative che ho ricevuto con questo voto. C'è anche una seconda fascia da consegnare a Venturini, quella della città metropolitana. Il sindaco del capoluogo è automaticamente a capo anche della vecchia provincia. Da sindaco metropolitano sarò più che altro un aiutante, un coordinatore, un sostenitore dei sindaci nei loro comuni, quindi la mia idea è essere un loro alleato, un loro, dove possibile, appunto, supporto. Venturini preferisce ancora non sbilanciarsi, ma inevitabilmente le domande più frequenti sono sulla composizione della nuova giunta, sui criteri di scelta degli assessori. Sicuramente competenza, ma anche capacità di essere rappresentativi, quindi il voto ricevuto sarà sicuramente anche un criterio, così come quello della competenza, e poi vedremo le migliori persone per le migliori deleghe. Però ecco, oggi è prematuro parlare di giunta fino a che intanto non facciamo il passaggio poi formale della cassa del comune. In base all'accordo elettorale, a Fratelli d'Italia aspetterebbero 4 assessori su 10, ma il verdetto delle urne e la netta affermazione della lista Venturini hanno riscritto profondamente i rapporti di forza tra alleati. Il neosindaco comunque smorza i toni. Si vince tutti insieme, ha vinto una coalizione, io non avrei vinto senza la coalizione. Penso che l'abbiano capito, non lo diranno mai, non lo accetteranno mai, ma gli è arrivata forte la tramvata, a questi e a quelli, a tutti e due. Dalle elezioni comunali di Venezia i partiti nazionali hanno preso una tramvata, quelli di destra e quelli di sinistra. È la lettura politica, franca e diretta dell'oramai ex sindaco Luigi Brugnaro. La lista civica di Simone Venturini ha sostanzialmente confermato i numeri della lista Brugnaro. L'esplora dei cittadini che sono stanchi di dover decidere come decidono i partiti, che vogliono decidere liberamente, non gliene frega niente le indicazioni di voto che vengono date, cioè a Venezia almeno succede così, non è successo solo oggi, è successo anche in passato. Nella nostra storia questa città è una città libera. Chi discute, perché discute animatamente, lo sappiamo bene, però nessuno ha mai cercato di tarpare le ali alla discussione. Accettiamo il confronto. Nel suo ultimo giorno a Caffarsetti, Brugnaro non può non ripensare a tutti gli anni trascorsi qui. Ringrazio quelli che ci hanno votato e quelli che non ci hanno votato, perché ho ringraziato, ieri ho chiamato Andrea Martella per ringraziarlo per la plombe, per le dichiarazioni, per il modo con cui si è comportato. Ritengo molto ingeneroso le critiche che gli hanno rivolto personalmente e ingeneroso. Nella realtà qualcuno gli aveva dipinto una situazione che non era vera, non era reale, come non è reale il pensiero che non siano state fatte cose a Venezia. Qual è la cosa per cui vorrebbe essere proprio ricordato nei suoi 11 anni di mandato? La prima cosa che dovrebbe venire in mente ai cittadini? Che sono una persona onesta, profondamente onesta. Più dimostrarlo così non riuscirei. E la cosa che più mi ha amareggiato è che alcuni come me, che hanno tanto da perdere, non so se si candiderebbero a posizioni del genere. Io lo rifarei domani mattina. Al momento del passaggio di consegne con Simone Venturini, il suo ultimo atto da sindaco, Brugnaro ha ripensato a se stesso 11 anni fa. La cosa che mi ha più colpito è sentire la passione di questo ragazzo che parte con tutte le energie. Mi sono venuti in mente quando sono arrivato io la prima volta, con tutte le mie voglie di migliorare. Da Venezia a Possagno, perché torna a risplendere nella Gipsoteca Canoviana l'ala realizzata dall'architetto veneziano Carlo Scarpa. È stato rifatta la copertura del cannocchiale, la parte più meridionale dell'ampliamento, ma poi sono stati attenzionati anche quelli che potrebbero essere definiti gli elementi di corredo e quindi quegli intonaci speciali che Scarpa stendeva sui suoi ampliamenti. Ma ancora è stato attenzionato anche l'esterno e quindi quel giardino al quale Carlo Scarpa aveva posto tanta attenzione, piantumando quelle essenze che lui aveva pensato 70 anni fa. Torna a splendere l'ala Scarpa all'interno della Gipsoteca Canoviana di Possagno dopo un lavoro di restauro portato avanti grazie a un finanziamento ministeriale di 460.000 euro stanziato su richiesta della sovrintendenza. A poco più di un anno dall'inaugurazione della rinnovata ala ottocentesca si taglia un nuovo nastro che riporta a splendere il museo che raccoglie i gesti del grande scultore neoclassico. Grazie a un lavoro corale, grazie a un lavoro multidisciplinare abbiamo avuto modo di onorare
onorare quello che è il lavoro realizzato dal grande architetto veneziano. Un'ala dal fascino inimitabile, all'interno della quale la luce mutevole che colpisce le statue dona incanto unico, quasi vitale, alle opere canoviane. E Possagno sempre più decisa a lavorare per la valorizzazione dell'intero patrimonio che porta la firma di Antonio Canova. Siamo orgogliosi e felici di poter restituire il patrimonio canoviano in piena tutela e restaurato. Prossimi obiettivi? I prossimi obiettivi ovviamente sono il nostro tempio, perché se abbiamo riaperto le porte, sono state riaperte le porte, però ha bisogno degli interventi importanti, quindi ci concentreremo sul tempio. E con lo splendore delle opere di Canova ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, arrivederci.